Eccoci qua. Abbiamo preso la sigla da una vecchia trasmissione che ho fatto io. Allora, parliamo di quello che è successo a Gorizia l'altra sera, perché un piccolo appunto lo devo fare, doveroso anche nei confronti di chi mi ascolta. Ripeto, questa non è una cosa seria e i giornalisti non si devono prendere troppo sul serio. Ma dico questo, è possibile mettere la serietà e la voglia di cambiamento a 360 gradi da parte di 300 persone che civilmente hanno protestato e hanno manifestato il loro diritto e hanno messo in prima pagina soltanto perché quattro sfigati, mi sia consentito il termine, quattro sfigati, e neanche incoscienti, quattro sfigati, sono andati lì che non capiscono, uno, una minchia di quello che dicono. Seconda cosa, sono andati lì solo a protestare, farsi pubblicità ed è passata alla storia come la contestazione, l'aggressione al Presidente della Regione. Io mi chiedo, fate vedere quello che è successo. Non dite solo stupidaggini solo per dirle. Ripeto, quattro sfigati hanno rovinato la piazza a 300 persone intelligenti, a 360 gradi, trasversali, che sono andati lì a protestare per i loro diritti civilmente. Ah, tra l'altro vi dico questo, uno scoop che l'ho saputo tramite un mio amico di sinistra. Alla Serracchiana è venuto il mal di testa. E sapete perché è andata via? Perché gli è venuto il mal di testa e dunque doveva prendersi l'Alka Seltz. Ciao.